Amici di Tony Soligon, ben ritrovati. Sono Susanna Picchi e sono insieme ad alcuni amici della pagina di Facebook. Insieme a me ci sono Lorena Gava, Emanuela Ruggio, Amabile Peruc e Daniele Pezzali. Il 6 dicembre è la data del compleanno di Tony, che se fosse insieme a noi lo potremmo festeggiare. Purtroppo questo non è più possibile dal 2019. Pertanto abbiamo deciso che, nonostante con il Covid non possiamo incontrarci in presenza, cogliamo questa occasione per ricordarlo insieme agli amici sulla pagina Facebook. Passo la parola a Lorena Gava. Sono Lorena Gava, sono qui insieme agli amici di Tony Soligon. È passato un anno dalla scomparsa di Tony, ma lui è vivo sicuramente. E se posso dire una cosa, in un anno difficile come questo, in cui quotidianamente si parla di Covid, si parla di contagi, è impossibile non pensare alle sue lezioni dedicate alla peste, la peste a Venezia, la città da lui amata, vissuta, desiderata. E proprio sulla peste legata a Venezia il mio ricordo è forte per quelle lezioni che abbiamo appunto fatto insieme. Lui parlava della peste a Venezia, nei secoli, quante volte ha proiettato le immagini del dottore della peste, la maschera della peste. Io parlavo della peste, quella recente, diciamo, la peste degli anni '80, il cosiddetto AIDS. E mai avremmo pensato, io e Tony, nei nostri incontri, nelle nostre riunioni, che un giorno la peste sarebbe stata una realtà anche per noi, una realtà che lui non ha conosciuto. E questo ricordo è forte, posso dire quasi quotidiano. E tra me e me dico, pensa Tony, tu questo non l'avresti mai immaginato e pensato. Sono Emanuela, ho avuto il piacere di conoscere Antonio ancora parecchi anni fa. Ero stata contattata da lui inaspettatamente per una richiesta di documentazione riguardo un'opera che avevo seguito. E poi negli anni gli incontri si sono succeduti, ma soprattutto lo scorso anno la nostra frequentazione si è fatta più spessa e ho avuto il piacere di avere Antonio in due dei miei cantieri che stavo seguendo dei lavori su affresco, e Antonio è venuto in visita e per me è stato un momento eccezionale perché ho potuto condividere con lui le riflessioni e degli spunti importanti che solo la sua passione e il suo instancabile studio sulle opere d'arte poteva darmi. Infatti, per i dipinti, il ciclo di affreschi sul bestiario medievale di Palazzo Giustiniani, ho avuto modo di approfondire alcuni particolari di questi straordinari dipinti di animali fantastici, di animali veri, come pure di questi ibridi, questa trasformazione, rielaborazione tra umano e animale. E poi ancora uno straordinario incontro con Antonio sui ponteggi nella chiesa di Sant'Andrea, dove lui è salito per vedere e toccare con mano uno dei due affreschi di Antonello da Serravalle. Ricordo ancora quasi come lui, quasi un bambino, con questa gioia di essere salito e poter vedere la materia dell'affresco, incuriosito dalla presenza dell'azzurrite, dai frammenti di foglia d'oro, le tracce che aveva lasciato il pittore, le incisioni, era veramente felice. E poi nello stesso tempo è nata una conversazione così che
mi ha permesso anche di fare alcune riflessioni su alcuni aspetti che lui come storico dell'arte aveva notato, a differenza di me che come tecnico magari non avevo approfondito così. È stato veramente un incontro felice e io lo ricordo con il cuore anche per l'aiuto che mi ha dato nello studio successivo di un frammento di dipinto che rappresentava un santo e lui, avendolo visto, poi a distanza di giorni si è ricordato di aver letto in un antico testo di una stessa immagine rappresentata in un mosaico presso la chiesa di San Marco a Venezia. E lì abbiamo risolto questo enigma. San Giacomo Apostolo che veniva lanciato, fatto cadere da una torre, uno degli eventi raccontati che non era presente invece nella leggenda aurea, ma grazie alla sua capacità e tenacia e questo profondo studio che aveva soprattutto per i documenti, siamo riusciti a risalire e a dare un titolo a questa scena. Lo porterò sempre nel cuore e spesso mi mancano questi momenti di confronto con una persona illuminata e di una disponibilità continua con tutti. Ciao Antonio. Ciao a tutti, sono Amabile Peperuc e do conferma dell'esperienza di Emanuela Ruggio. Era luglio del 2019 e di venerdì noi si andava a camminare insieme per Serravalle con Antonio e qualche amico, amica. E lui ha voluto a tutti i costi portarci nella chiesetta di Sant'Andrea perché c'era Emanuela che stava lavorando agli affreschi. Bene, entriamo e senza chiedere nulla a nessuno lui ha voluto salire sul ponteggio, il che era una cosa, non dico pericolosa, ma quasi nelle sue condizioni, ed è rimasto in cima al ponteggio per un'infinità di tempo a discutere di cose d'arte insieme ad Emanuela e quella volta ho scattato qualche foto, adesso noi la inseriremo in questo video. E oltre a questo, sì, poi abbiamo visto altri lavori di Emanuela, sempre con Antonio, lui è estremamente interessato a questi lavori e a scambiare pareri con un'altra esperta d'arte come lui. Altri progetti stanno partendo e man mano poi vi aggiorneremo su quello che stiamo facendo per ricordarlo. Ciao a tutti. Buongiorno, sono Daniele Pezzali, amministro con i colleghi Susanna e Amabile la pagina Facebook di Tony Soligon. Sono qua anch'io a ricordare Tony, io l'ho conosciuto purtroppo un po' tardi, l'ho conosciuto tanto nel 2018, però ho avuto modo di avere con lui un'amicizia veloce ma molto intensa, tanto è vero che il mio ricordo più bello e più recente risale proprio sempre a luglio del 2019, proprio qua in questo appartamento dove abbiamo avuto un bellissimo pranzo con degli amici e dove abbiamo parlato sia di Venezia in quel caso là, sia di Cina, perché avevamo ricostruito un po' la via della seta anche con un altro ospite che era qua a casa mia, che appunto si parlava di Cina. Quindi essere qua in questo momento lo sento vicino, quindi sono ben contento di partecipare a questo video, partecipare al suo ricordo e ovviamente a mantenere il suo ricordo attraverso la pagina Facebook, che oggi ha raggiunto i 620 followers, speriamo di crescere ancora in questo numero di seguaci e speriamo di avere anche tanto materiale da pubblicare. In quest'anno, fortunatamente, attraverso i contatti di Tony, siamo riusciti a raccimolare video, fotografie, documenti che settimanalmente abbiamo pubblicato. Dico che in questo momento siamo un po' con diciamo il sacco vuoto, quindi senz'altro faccio una preghiera a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e hanno del materiale nel proprio cellulare, nel proprio computer, se gradiscono ovviamente di condividerlo con noi in maniera tale che possiamo poi pubblicarlo sulla pagina. Vi do comunque un'iniziativa che stiamo per lanciare, sarà un'iniziativa che penso che potrà durare anche un anno. Cercheremo di fare un lavoro di questo tipo. Io qua ho in mano dei DVD, sono i DVD relativi alle conferenze che Tony ha tenuto qua sul territorio, Conegliano, Vittorio, Sacile. In questi DVD ovviamente ci sono
tutti i suoi bellissimi racconti storici, quindi sarà nostra cura nella pagina di frammentare questi DVD rendendoli dei filmati da 3, 4, 5 minuti e di pubblicarli settimanalmente. Poi coloro i quali vorranno acquistare il DVD potranno rivolgersi a Terra Fertile, che è stato un po' lo sponsor di Tonic Soligon, che nel suo negozio di prodotti alimentari c'ha in vendita anche i DVD. Quindi seguiteci sulla pagina Facebook, i materiali filmati li trovate anche attraverso canali YouTube dedicati a Tony Soligon, basta fare la ricerca su Google. Quindi speriamo di arrivare sempre di più, numerosi in questi appuntamenti, e speriamo di avere tanto materiale da pubblicare. Grazie mille e tanti auguri Tony per il tuo compleanno. Ciao, grazie.